E ora parliamo di teatro con la rassegna della Commedia dell'Arte proposta anche quest'anno dal CUT La Stanza in collaborazione col Museo di Toscolano Maderno. L'obiettivo è diffondere la conoscenza della commedia dell'arte sul nostro territorio, ma una conoscenza che non sia tra virgolette da museo, ma la conoscenza e l'esercizio dell'arte della commedia proprio, che è proprio l'arte dell'attore, perché attraverso la commedia dell'arte si forma l'attore, è alla base di varie forme teatrali la commedia dell'arte, quindi il canto, il movimento, il mimo, la recitazione e attraverso sia spettacoli che seminari, e quest'estate appunto a Toscolano con una Summer School, diffonderemo quest'arte, quindi l'obiettivo è appunto quello della conoscenza e della diffusione della commedia. Allora, le aspettative sono quelle di poter diffondere la conoscenza della commedia dell'arte sul territorio, conoscenza non solo teorica ma anche operativa, mettendo a disposizione appunto l'arte della commedia perché ci si eserciti come attori e è rivolta a tutti coloro che vogliono partecipare. Il nostro CUT, Centro Universitario Teatrale La Stanza, che promuove questa iniziativa, questa terza rassegna, aspetta tutti il 3 e il 4 di luglio a Toscolano Maderno, alle Cartiere, e chi vorrà iscriversi si rivolgerà per informazioni alla formazione permanente dell'Università Cattolica e appunto avrà le indicazioni su come partecipare. Sì, ecco, credo che sia fondamentale prima di tutto che questa rassegna sia collocata all'interno di uno spazio particolare. So che lo ha già detto la direttrice artistica, la professoressa Toaldo. L'idea è poi non solo quella di promuovere un evento così importante, ma quello poi di ospitare anche all'interno del nostro territorio una compagnia francese, proprio perché l'idea di aprirci anche ad altri paesi in un luogo turistico come il nostro, dove il turismo non deve essere solo finalizzato al divertimento, ma soprattutto un turismo di tipo culturale e che quindi ci leghi idealmente con i cugini francesi in un certo qual modo e dall'altra parte ci leghi anche da un punto di vista strutturale con uno degli luoghi veramente tipici della nostra cultura locale, perché il Museo Valle delle Cartiere, devo dire, è un luogo che dal 1300 produce cultura, perché noi producevamo libri a partire dal 1300 e quindi l'idea di continuare in questa strada oggi ospitando spettacoli teatrali di alta qualità legati ovviamente alla commedia dell'arte. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:30 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.